Turismo veneto che stenta a decollare. La montagna però al momento tiene. Cortina rimane tra le mete più ambite, anche se con l'imposizione del limite di spesa con soldi liquidi a 1.000 euro, molti turisti facoltosi quest'anno si sono frenati nelle spese. Sono circa 400 gli alberghi presenti nella provincia di Belluno, compresa Cortina, e la neve di quest'anno ha consentito di avere una stagione più lunga rispetto all'anno scorso. Le prenotazioni sono però al momento fiacche, anche in vista delle vacanze pasquali, e molti alberghi hanno già chiuso. In un momento di crisi in cui Cortina sta soffrendo anche per, come dicevo prima, per questo limite ai contratti di 15.000 euro, non può certo Auronzo o le zone lì vicine non possono certo andare bene. Alcune località posizionate molto in alto nel gradimento come Arabba e Cortina potrebbero avere una situazione migliore, per il resto si parla di un turismo mordi e fuggi. Sul fronte fiscale gli operatori della montagna si dichiarano terrorizzati dall'arrivo della Tarsu, che ammazzerà le strutture ricettive, dicono. Insomma, una stagione da dimenticare, anche se si deve pensare a ricostruire il futuro e soprattutto a fare sistema con le regioni limitrofe, Trentino Alto Adige e Friuli, zone a statuto speciale e che godono di numerosi vantaggi. Il bellunese in questo momento sta soffrendo soprattutto il posizionamento inferta com'è la provincia di Belluno fra due regioni a statuto autonomo, le province autonome di Trento e Bolzano e la regione autonoma Friuli Venezia Giulia, che hanno consentito ai colleghi di quelle regioni di fare investimenti a costo zero sostanzialmente nel corso degli ultimi 30-40 anni.